Chi ha sognato il pallone fin da bambino come me sognava queste grandi sfide, sognava queste partite, il gusto della rivalità, il gusto della sfida importante. È ciò che anche i calciatori, poi essendo calciatori del Napoli, vogliono andare a giocare. Per cui siamo nella situazione ottimale che abbiamo sempre sognato. Siete nella situazione ottimale nonostante ovviamente qualche problema sui rientri. Le chiedo se ha già incontrato Osimhen, se ha sentito Ospina, se questo faticoso ritorno in Italia in qualche modo potrà condizionare, immagino di no per Ospina, le sue scelte. Come ha visto Osimhen? Ma è chiaro che poi con queste partite delle nazionali e questi obblighi dei voli transoceanici, poi qualche problema per le società viene fuori. E qui il Presidente mi trova un po' d'accordo quando dice che poi questa cosa va un po' messa a posto. Perché poi sicuramente sarà una giornata di campionato condizionata, penalizzando delle squadre, perché è un po' come quando vai a teatro poi e non trovi i migliori attori a fare le scene. Io penso che questo sia l'aspetto a dover poi prendere delle decisioni e a trovare delle soluzioni diverse per questo problema, perché funziona così, sia per noi che noi sappiamo un po' tutto di tutti, però è chiaro che poi l'abbiamo da rivedere ancora. E come è successo alla Juventus, ci dobbiamo rendere conto all'ultimo momento poi quello che sarà il nostro scenario. Rai. Sì, sono qui, buongiorno mister. Poco fa Allegri diceva Napoli è una delle candidate allo scudetto. Secondo lei è un modo per scaricare un po' di pressione dall'altra parte o è un pensiero reale? Secondo me è un pensiero reale, perché Allegri conosce bene quell'ambiente lì. E poi basta vedere i risultati degli ultimi anni, per cui quando fai parte della Juventus l'obiettivo o il pensiero deve essere quello. Secondo me ha ragione, ha detto la verità. Corriere dello Sport. Lo so che siamo alla terza giornata, che è troppo presto e che quindi insomma mi infilo in un vicolo cieco. Lei mi può rispondere tranquillamente, banalmente e sinceramente. Ci sono tre possibilità, lo sappiamo, ma se se ne verifica una, che è quella che si augura lei, e si ritrova con la Juve a 8 punti domani sera. È un giochino che non si fa da parte mia, quello lì. È un giochino che mi mette in svantaggio psicologico, per cui non lo faccio. Mi dispiace, mi scusi. Non era un giochino da parte mia? No, lo so che da parte sua è una domanda, però da parte mia, che sì, lo sì, dicevo, diventa un giochino nel senso sì, che no, poi... No, ci siamo capiti sulla... Perfetto, si è capito, la ringrazio di avermi capito. Ho il bonus per la seconda domanda? Sì, certo. Da parte mia, sì. Come stanno? Come stanno? I giocatori, come stanno? I giocatori stanno benissimo. I giocatori, quelli che hanno dovuto fare questi voli e fare queste partite in nazionale, naturalmente hanno nei muscoli e nella testa la fatica di queste partite, perché poi sappiamo quanto ci tengono loro
a dare un contributo alla propria nazione. Poi qui bisogna scendere nei particolari. Lo Bocca non sta molto bene. E Zelinski bisogna vedere come sta. Per cui ce ne sono anche altri, se vuole glieli elenco tutti, però alcuni li dobbiamo vedere, spero prima di andare a letto, che così la buonanotte stasera gliela dico io. Altri spero di più per fare un massaggio e per poi venire in albergo insieme a noi. E poi però c'è un altro gruppo di calciatori che si sono allenati, che stanno bene, che possono dare un contributo importante per questa partita. Corriere della Sera. Sì, salve mister, buongiorno. Ora, al di là del grande appeal di questa partita e quindi della rivalità e del fatto che con la testa tutti quanti sono pronti a giocarla, è evidente che lei dovrà fare di necessità virtù. E nell'ottica dell'equilibrio a cui lei ci ha abituato in queste prime giornate, come si fa a tenere la barra dritta anche all'interno dello spogliatoio rispetto a emergenze, a una partita importante? Si è inventato qualcosa? Se vogliamo migliorarci, se vogliamo diventare forti, diventare dei grandi, dobbiamo avere lo spessore dei grandi, dobbiamo avere la testa dei grandi, il modo di ragionare dei grandi. Se vogliamo ambire a migliorarci, dobbiamo diventare migliori, nel senso che tutti i giorni dobbiamo fare quelle cose che ci permettono poi di essere pronti qualsiasi ostacolo poi si vada a trovare sulla nostra strada. Ma quando nelle precedenti poi conferenze abbiamo spesso portato per esempio l'importanza della completezza della rosa, era in funzione di questi momenti, perché già noi sapevamo e poi ci saremmo trovati di fronte a queste difficoltà, a questi momenti, e già quella era una preparazione per riuscire a sopperire a questi momenti. È chiaro che poi ce ne sono altri di ordine burocratico che a quelli noi non possiamo farci niente e che sarebbe meglio se le mettessero a posto, tipo quelli che ci ritroveremo giovedì per esempio. Però ora c'è questa di partita e dobbiamo ovviare a queste difficoltà che ha anche la Juventus, che hanno tutte quelle squadre di alto livello, perché tutti hanno giocatori che poi sono partiti per le nazionali, e far vedere un bello spettacolo, perché poi l'obiettivo è sempre quello lì. Se vogliamo che la gente partecipi, che la gente faccia gli abbonamenti, dobbiamo proporre un buon calcio e un buon spettacolo, e per fare un buono spettacolo ci vogliono i calciatori più forti. Sì, si può. Domani sarà sicuramente una partita di quelle gustose. Repubblica. Sì, eccomi, buongiorno. Volevo chiedere innanzitutto di Anghissà, che l'ha visto da qualche giorno, che impressione le ha fatto, e poi un po' già l'ha detto, ma i problemi burocratici per giovedì si riescono a risolvere oppure no? Allora, Frank, perché preferisce essere chiamato così, ha fatto vedere subito, fin dal momento in cui ha salutato i compagni di squadra, che è uno di questo livello qui, nel modo di entrare dentro lo spogliatoio e nel modo di salutare i compagni e nel modo di dire le prime due cose ai compagni, ha fatto vedere subito di che livello è. È un calciatore che a noi sarà molto utile, perché le sue caratteristiche non si trovano
negli altri componenti della nostra rosa. È quello che cercavamo di andare poi per andare a completare il centrocampo, e Giuntoli è stato bravo a trovarlo e lui ha fatto vedere di essere pronto per questa sfida. Poi per giovedì ho fatto un accenno perché eravamo a commentare su quelli che sono i disagi a cui si deve andare incontro, e si pensa che quelli del nostro settore poi non ce ne mettano altri, perché si può capire quelli di fuori, ma quelli da dentro, insomma, ci sembrano un po' assurdi, ecco. Prego? Questo l'ha detto lei è uno sveglio, si vede subito e riesce subito ad avere la sintesi. Il mattino. Buon pomeriggio mister. Sì. La Juve, ecco, questa falsa partenza della Sono Juve. gli stessi giornalisti che c'è scritto qui, vero? Più o meno. Sono Roberto Ventro. Dicevo, la falsa partenza della Juve, un solo punto nelle prime 2 partite, ecco, questo paradossalmente può essere, diciamo così, un vantaggio o addirittura uno svantaggio, perché magari si attende di trovare una squadra tra virgolette ancora più arrabbiata. Certo, è sicuramente uno svantaggio per noi che ci dobbiamo giocare contro. È un po' quello che succede quando si va a giocare in un campo dove la squadra che incontriamo, tipo il Genoa, ha fatto sicuramente una partita differente a come aveva fatto la prima a Milano, perché si dice sempre che le sconfitte creano presupposti di crescita, mentre le vittorie di solito viziano un po', ecco. Allora c'è da tenere l'asticella su quella via di mezzo corretta, che poi dia stimoli, che però non faccia poi diventare presunzione. È perfetto. Prego, ho finito io. Ok, Radio Kiss Kiss. Salve mister Diego De Luca, Ciao. ben trovato. Torno su Anghissà, su Frank, come ama farsi chiamare. Detto del suo arrivo, di come è stato accolto, di come è stato presentato, ha detto è pronto per questa sfida. Utilizzo le sue parole, ma si riferisce a questa sfida Napoli lungo termine o è pronto anche già per domani? A tutte e due. Domani lui gioca. Perché è pronto per giocarla. Per cui lui domani sarà titolare. L'altra domanda riguarda invece la preparazione a questa sfida, perché viste le emergenze anche in casa Juventus, chi segue quotidianamente, i colleghi che narrano le probabili formazioni della Juventus raccontano di un 4-4-2, in precedenza si era parlato di una difesa a 3. Cosa si aspetta nell'atteggiamento tattico dell'avversario domani? Mi aspetto la possibilità di vedere tutte e due le soluzioni in campo, perché la Juventus ci è abituata ai calciatori corretti, perché De Ligt, Bonucci, Chiellini possono giocare la 3 benissimo, e poi perché ormai il calcio moderno ci ha abituato che le partite cambiano di scenario velocemente. Bisogna essere pronti a cambiare biglietto, a cambiare destinazione all'ultimo momento, come si fa quando si va in vacanza, uguale. Da un momento all'altro prendi e cambi tutto e vai da un'altra parte. Qualcuno l'ho detto, l'ho citato, ce ne sono altri, cioè vedere Koulibaly che si cambia il volo perché lo trova meglio per 2 volte e poi arriva all'ultimo momento e dall'aeroporto non passa neanche da casa e viene direttamente dentro lo spogliatoio per stare con i compagni e è tanta roba da un punto di vista di portare degli esempi pratici che poi siano chiappabili, siano prendibili. Ecco, se noi si stacca un pezzetto di Koulibaly per tutti, diventa più facile. AGL. Buon pomeriggio.
Anghissà e Osimhen e Anghissà, Napoli che cresce in chili e centimetri. Quanto Spalletti è d'accordo con questa visione di un calcio, di una squadra certamente più fisica, capace anche di intimidire, e in una zona del campo come quella del centrocampo, dove lei è sempre particolarmente attento per quel discorso che spesso rievoca della connessione? Il saggio del calcio dice: corri, fai contrasti e fai la giocata illuminante. Dopo aver fatto la giocata illuminante, corri e vinci i contrasti. Per cui ci vogliono un po' tutte le qualità. In quella scatola da riempire di cose del calciatore abbiamo tirato più volte fuori, è perché poi la fisicità è importante quanto la tecnica, la resistenza e la copertura del campo è importante quanto il gol e quanto le giocate estrose. Se si riesce a avere tutte e due è il top, cioè grande fisico e poi anche un po' di qualità tecnica. Ci sono molte squadre che sono piene di queste caratteristiche ormai. Sì, come no? Sì, ci sono calciatori fisici che sono anche talentuosi, per cui sicuramente sì. Gazzetta dello Sport. Buonasera. Buonasera a lei. Ben trovato. Grazie. Volevo chiederle, in virtù di quello che lei diceva a proposito degli infortunati di Lobotka, di Zielinski, è ipotizzabile che proprio la mancanza di centrocampisti possa spingerla a modificare il modulo, nel senso giocare a 2 anziché a 3 a centrocampo? Sì, è una cosa che si può fare, che abbiamo allenato e che lei, essendo stata attenta, ha visto che ultimamente abbiamo giocato con il mediano basso e le due mezzali, però il vertice è facilmente invertibile, dipende un po' dalle caratteristiche dei calciatori che si hanno a disposizione, però nel nostro centrocampo può succedere e già lo conosciamo, perché anche con Gattuso nell'anno passato la squadra ha fatto delle buonissime partite in questa maniera qui. Poi cambierà il nome di un calciatore, però il modulo può essere quello lì, ecco. Il problema magari è quando il mediano basso, il regista, è un po' più specifico, cioè mancare Lobotka ora è un pochettino una cosa che un po' ci infastidisce, perché avevamo organizzato le cose lì e Demme non c'è, però io sono convinto che un calciatore del livello di Anghissà e calciatori tipo Fabian, insomma, non hanno problemi a doversi rendere conto in che zona del campo vengono messi a operare e prendono subito quelle sembianze lì, ecco, prendono subito il verso del mediano se gli si chiede questo. Canale 8. Salve, buon pomeriggio. Mister, il Napoli va in rete da 27 gare consecutive in Serie A e la Juventus dal 2 marzo prende almeno un gol. Possono essere questi numeri una parte della chiave della partita di domani? Come si chiama lei? Dalia? Italia come la metti? Come l'Italia. Mi va anche più facile ricordarmelo. Italia, se lei porta degli esempi che sono tutti a favore nostro, perché sono... Lo so, ma però succede così, io glielo insegno, poi siccome è carina io non gli voglio rispondere. Parlavo di numeri grandi e da tutte e due le parti, prendere gol dal 2 marzo, segnare da 27 partite.
Sì, ma è chiaro che facendo così, se uno gliela propone così, glielo dico perché poi se gli capita così la risfrutta, gli vogliono creare dei vantaggi psicologici. È un po' quello di metterti davanti a una situazione che o così o nulla, non è questo caso, perché sì, perché questo organizzarla così dà più dei vantaggi. Allora, come dicono ora da tutte le parti, dicono che la Juventus non ha calciatori, e questo non l'ha detto Allegri, perché se no poi c'è chi me la mette contro Allegri. Però è un pochettino creare gli svantaggi al Napoli, dire che il Napoli deve assolutamente vincere perché loro non hanno calciatori. È un aiutare l'avversario, per cui mi garba poco. Benissimo. Spazio Napoli. Buongiorno mister. Sì. Di Maro, Castel di Sangro, poi il riposo per le nazionali. Quanto Spalletti è riuscito a dare al Napoli? Da 0 a 100 quanto manca di Spalletti al Napoli in questo momento? Io ho visto fare delle buone cose per quanto riguarda il mio lavoro, ho visto fare delle cose che vanno assolutamente migliorate, tipo quello in cui abbiamo lavorato questa settimana. Però questo, poi in tutto questo ragionamento c'è sempre di mezzo il centrocampo, perché il centrocampo diventa una zona fondamentale. E per ora noi siamo stati nelle condizioni di dover mettere quelli che ci avevamo a disposizione, insomma, ecco, cioè si va a vedere la sostituzione delle ultime 2 partite a centrocampo è stata Gaetano, e Gaetano non c'è più, per cui poi è chiaro che avendo la possibilità di fare dei cambi, avendo la possibilità di organizzare in maniera più corretta per quello che ci vuole, secondo me riusciremo a acchiappare più cose, ecco, ancora più cose. Ultima Napoli Magazine. Eccoci, allora Napoli è la città dei sogni. Allora immagino Luciano Spalletti che si rilassa a casa sua sul divano, guarda il golfo, pensa nel suo intimo davvero che questo Napoli sia da scudetto, quindi guarda il golf e dice Napoli sei da scudetto, o è troppo presto? Io vivo in albergo e ho il lato monte dalle finestre. Ora mi faccio cambiare camera, se lei mi dice così mi faccio cambiare camera, perché così riesco, però è chiaro che poi veramente c'ho il lato monte. Poi meno male vado fuori la mattina, sì, devo provarlo. Io penso che questa sia una manna o perlomeno per chi ha il gusto di queste partite, di queste sfide, sia una manna poterci assistere e i nostri tifosi la vivano in questa maniera qui. Ecco, poi è chiaro che per motivi storici e sociali sappiamo che i tifosi della Juventus sono in larga maggioranza del sud, ma c'è anche un sud che non tiferà mai Juventus, e questo sud sta a Napoli, e per questo sud essere napoletani e tifare Napoli è l'unica cosa che conta, e noi questa cosa la dobbiamo sapere.